Mondo della scuola e le decisioni prese per la scuola. Voglio dirvi con grande sincerità che al punto a cui siamo arrivati, per me la posizione più comoda sarebbe quella di non fare niente. Tutto quello che dovevamo fare per parlare chiaro, per denunciare le situazioni, lo abbiamo fatto per tempo e prima di tutti gli altri. Ma io non mi sento di contemplare questo scivolare dell'Italia verso il disastro. C'è da stare male nel vedere il caos che sta crescendo in Italia in vista del 10 gennaio. Ho la sensazione, per me insopportabile, che si mettano in piedi provvedimenti che finiscono per trasformare i nostri bambini in cavie sull'altare della politica politicante, dell'opportunismo e degli ideologismi. Questo capita quando si fanno scelte a prescindere da quella che è la realtà. E voglio dirvi anche con grande franchezza che a volte le immagini pubbliche sono esattamente il contrario della verità. Cioè chi prende queste misure apparentemente favorevoli al mondo della scuola fa esattamente il contrario, cioè prende misure che sono contro il mondo della scuola. Ma c'è qualcuno che possa sostenere che aprire le scuole nel caos totale sia una misura che favorisce la didattica, la formazione, l'equilibrio psicologico dei nostri bambini, la tranquillità dei dirigenti scolastici e del personale scolastico. È esattamente il contrario. Chi prende decisioni cervellotiche e non rapportate alla realtà vera dell'Italia è nemico della scuola, non amico della scuola.